questa sera ci siamo, cari amici, benvenuti come sempre qui al Grand Central, il locale di Mestre che ospita per il 4º anno consecutivo questa rassegna letteraria, dando spazio e visibilità a molti autori sia del territorio che di provincia e regioni fuori da Venezia e dal Veneto. Salutiamo anche il pubblico che ci sta seguendo in diretta da casa, ringraziando ovviamente l'Associazione Mestre Mia per la collaborazione e la cura degli aspetti tecnici della trasmissione. E parlando proprio di autori che vengono da lontano, questa sera a chiudere quella che è la prima parte dell'edizione estiva del festival abbiamo ospite l'autore il più geograficamente lontano che abbia mai partecipato al festival, eppure recidivo direi, perché ci ritorna qui per la seconda volta, giustamente avendo un secondo romanzo da presentarci. Vi sto parlando di Gianni Contarino, che vedete alla mia destra. Ciao Gianni, tutto bene? Spero sì. Abbastanza, dai. Sì. Ciao a tutti. Gianni arriva da Torino, fa anche un po' rima Contarino da Torino, ma vabbè, me la perdonate. Gli farei un bel applauso anche solo per la provenienza così lontana, la fiducia che ha in questa rassegna, insomma, dove ha espresso il desiderio di ritornare. Oggi, proprio 26 giugno, quindi chiudiamo il primo ciclo di incontri con autore per l'edizione estiva, che ricominceremo il 4 settembre, ma magari più tardi ai saluti finali vi ricorderò le date della prossima serie. Gianni Contarino è qui stasera per parlarci di Felicità, che è il titolo del suo secondo romanzo, e nel farlo sarà aiutato da Filippo Caburlotto, che invece vedete qui alla mia sinistra e che qualcuno di voi si ricorderà sicuramente perché ha già presentato in altre occasioni ed è per me un punto di riferimento in quanto mi ha più volte aiutata, è vero, non ridere, sostenendo appunto la presentazione di altri incontri e partecipando anche proprio come scrittore lui al festival. Quindi e per lo stesso Gianni anche è un riferimento, perché la prima volta che Gianni è venuto qui a Mestre è sempre stato Filippo a presentarlo, un po' il Jack Lemmon e Walter Matthau della situazione, questa strana coppia che si ripresenta qui stasera sul palco del Grand Central. Bene, dopo queste chiacchiere iniziali io lascerei la parola a Filippo che ci introduce un po' l'autore e l'opera che andremo a conoscere meglio stasera. Buon ascolto, buona visione e a più tardi per i saluti. Grazie Silvia, buonasera a tutte e a tutti. Una domanda al volo, tu sei Jack Lemmon o Walter Matthau? Jack Lemmon? Ok, ci siamo messi d'accordo, scusate. Allora, Felicità, cercherò di parlare il meno possibile io, far parlare il più possibile Gianni. Abbiamo concordato praticamente nulla, perciò verrà fuori tutto così in presa diretta, ma partiamo dall'inizio. Gianni, dacci uno spaccato micro di plot, ma soprattutto dove nasce Felicità. Buonasera, grazie per esserci, grazie a Silvia per la ospitalità solita. Torno volentieri dopo 2 anni in questo posto perché ci credo, penso che siano dei posti che fanno bene a Mestre e quindi io vado in questi posti. Felicità è un romanzo in cui questa parola è un po' come Godot in Aspettando Godot, uno spettacolo teatrale, no? È qualcosa che aleggia, di cui si parla ma che difficilmente si riesce a vedere. È una storia che viene molto da lontano, legata a un incontro che ho fatto una trentina di anni fa, quando ero ancora giovane, 20enne. Su un treno incontrai una ragazza, uno di quei treni su cui si passavano 17-18 ore perché collegavano il sud dell'Italia con le città del nord, e questa ragazza era, potrei dire, inquietante, sembrava uscita da un film dell'orrore degli anni '80. Era settembre, io tornavo dalla Sicilia
A settembre uno, se torna dalla Sicilia, ragionevolmente è abbronzato, perché anche andando a fare la spesa un'oretta uno si abbronza anche a settembre in Sicilia. Questa ragazza era pallida, capelli neri mediterranei, ma un pallore totale, ed era difficilissimo parlare con questa persona. Allora, capite bene, io avevo 20 anni, lei ne aveva 17-18, c'erano 17 ore di treno davanti, uno chiacchiera con la gente, o almeno ci prova. Ed era difficile parlare con questa persona, rispondeva quasi per monosillabi, non guardava mai negli occhi, e ogni volta che rispondeva le sue guance diventavano violacee, quindi era un quadro veramente da poltergeist. Sta ragazza pallida sembrava uno spettro e queste due palle viola che spuntavano, e siamo andati avanti così per ore. E mentre cercavo di chiacchierare con questa persona c'erano dei ragazzini dentro il vagone che la prendevano in giro, e scoprì dopo, successivamente, che la prendevano in giro perché stava parlando con un ragazzo. A un certo punto lei si allontana e uno di questi ragazzini viene da me e mi dice: sai, lei non parla mai con nessuno, non esce mai di casa, suo padre non la fa mai uscire di casa. Ora capite bene, io avevo 20 anni, erano gli anni 90, il 2000 era alle porte, per me questa cosa sembrava veramente, cioè, fuori dal mondo, cioè come fare un tuffo, un viaggio nel tempo, no? E invece questa cosa qui esisteva una ragazza che praticamente aveva la vita sociale annullata da un padre che la opprimeva in maniera totale. Questa cosa mi si è installata nel cervello e per circa 20 anni ogni tanto tornava. Cioè io ero studente, poi ho cominciato a lavorare e ogni tanto questo pensiero tornava, e tornava nella forma di curiosità di immaginare come fosse stata la vita prima che io avessi incontrato quella ragazza e dopo, anche perché io poi sceso da quel treno, io quella ragazza non l'ho più vista, non ricordo nemmeno come si chiami, anche perché onestamente, cioè, il rapporto umano che si poteva instaurare con una creatura del genere era veramente complicato, cioè impossibile. Per cui io poi nei 20 anni successivi ho pensato e ho provato a immaginare tasselli di questa vita, una vita immaginata. Una decina d'anni fa frequentavo dei corsi alla scuola di Alessandro Baricco e a quel punto capii che questo film che mi ero fatto in testa, questa storia, poteva finalmente diventare pagine, potevo finalmente scriverla perché cominciavo ad avere gli strumenti. E allora è nata così l'idea di raccontare la vita di una deriva, praticamente, la storia di una donna che nasce in un'epoca, diciamo, io l'ho fatta nascere 20 anni prima rispetto a quella ragazza che ho conosciuto, perché mi interessava il tema di come come si può dire, l'evoluzione dei diritti delle donne si è mossa dopo che hanno conquistato il diritto di voto nel 1946. Per cui io Nunzia, la protagonista, l'ho fatta nascere nel 1952, per vedere proprio lì, da quel momento, come la storia andava avanti, non la storia di Nunzia, ma la storia in generale, con riferimento all'evoluzione per le donne. Per cui nasce questa storia in cui questa ragazza, come potete immaginare, vede passare tante cose in TV, vede Mina, vede il quartetto Cetra, vede tanta musica e sogna di diventare una cantante. Sogna comunque di entrare in quel mondo fantastico. Quella era un'epoca in cui la TV veramente aveva dato dei bei segnali e poteva fare appassionare tante persone, trovare delle vie, però diciamo questa ragazza trova degli ostacoli. L'ostacolo principale è proprio il padre. Poi io non mi spingerei troppo in là perché poi diventa un'altra roba, però questo è, diciamo, l'inizio di questa storia. Allora, a parte l'outing che ha fatto il nostro Gianni, che sappiamo che ha cercato di rimorchiare la protagonista del romanzo, è andata anche un po' buca, ma a parte questo, stavi per bruciarmi un bel po' di domande. Parto quindi subito con la prima. Tu hai parlato effettivamente, nel romanzo crei questa cronistoria, parti dalla nascita di Nunzia, parti dal 52, dal 55 e arrivi fino alla fine di questo romanzo, 2012 esattamente, chiedo venia, con i numeri non me la cavo poi molto. Crei questa cronistoria e stai a punteggiarla con una serie di elementi ricorrenti, elementi che caratterizzano
non solo i protagonisti come stavi dicendo tu, ma che fungono anche da inquadramento storico. Ad esempio ricorre il Festival di Sanremo negli anni 50, vedere il Festival di Sanremo aveva una connotazione di un certo tipo, una valenza di un certo tipo e permette l'identificazione di un certo tipo anche di pubblico, se vogliamo, e un certo tipo di mentalità, un certo tipo di Italia. Questo tu lo fai in modo sistematico, per ogni capitolo noi abbiamo una connotazione, un elemento storico che descrive quell'anno. Allo stesso modo per ogni capitolo tu individui una canzone. A parte la difficoltà che ti chiedo di raccontarci, di individuare, soprattutto di scegliere, nel senso che non sono elementi casuali, non sono punti di colore, non sono buttati lì, quanto sono rappresentazioni, icone, simboli di quello che tu stai raccontando e di quello che andrai a raccontare. Ed in tal senso immagino che la difficoltà della ricerca sia stata notevole. Quindi come nascono date, storie e musica? Mega domandone, allora. Vabbè, vado via. Hai toccato almeno 2 delle 3 complicazioni che mi sono creato per scrivere questo romanzo. Sì, c'era molta ricerca perché, ripeto, siccome questo romanzo è partito con l'idea di raccontare una vita nel confronto con la storia, nel confronto in cui questa vita è all'indietro rispetto alla storia, ho provato a individuare una serie di fatti che potessero raccontare sia l'evoluzione delle donne, sia l'evoluzione dell'Italia, sia l'evoluzione del mondo. E questi fatti avevano più funzioni. Uno, quello di essere un po' di, come dire, segnare il tempo, man mano che le cose vanno avanti, cosa succede a casa di Nunzia. C'è un'evoluzione, non so, esempio, le donne entrano in politica in maniera attiva, Nilde Iotti, Margaret Thatcher, eccetera, ma a casa di Nunzia quanto è attiva Nunzia in quanto persona, neanche donna, in quanto persona. Oppure ci sono dei fatti invece che magari vogliono evocare quello che sta per accadere in quel momento a Nunzia. Potrebbero essere fatti più, diciamo, fatti più di costume, potrebbe essere un concerto di Elvis Presley piuttosto che un concerto, quello di Africa, USA for Africa per esempio, cioè fatti che succedono e che nel frattempo Nunzia vede succedere e che confronta con quello che succede a lei. Quello che succede a lei è molto diverso da quello che accade fuori dalla finestra. Nunzia il mondo lo guarda molto fuori dalla finestra, guarda la storia che passa, ma guarda anche semplicemente le sue coetanee che passano dal viale principale del paesino e vede che lei non fa quelle cose che fanno loro, non frequenta ragazzi, non conosce persone, anzi quando gira per il paese tutto sommato vede solo una specie di, negli sguardi delle persone vede un po' lo specchio della propria condizione. Tra parentesi, il romanzo è ambientato in un piccolo borgo marinaro in Sicilia di fronte all'Etna, e il fatto che sia un piccolo borgo mi serviva proprio a questo, cioè l'idea di quando stiamo male, stiamo in un posto in cui tutti hanno, ti sei fatto quasi come dire una nomea, ti sei fatto quasi una fama, a quel punto quando entri nella comunità, quando ti muovi, quando vai in chiesa, vai a scuola, vedi gli sguardi e capisci ancora di più in che condizione sei tu praticamente. E questa cosa della storia serviva proprio a marcare anche queste cose. D'altra parte la musica perché aveva più funzioni, a parte che è una mia passione, quindi volevo anche che Nunzia l'avesse, così, atto di autorità, diciamo. Ma in realtà la musica per noi è come i profumi, no? Ci evoca immediatamente. Se noi sentiamo una canzone di un certo anno, ragionevolmente ci viene in mente qualche pezzo della nostra vita, bello o brutto che sia. E quindi la musica ha un forte potere evocativo, per cui insieme a quei fatti storici raccontava effettivamente, no, il tema di qual era la società in quell'anno lì, o in quel periodo lì, in quel decennio lì. La musica passione, ma anche la musica consolazione, perché come vi dicevo all'inizio, Nunzia sogna di fare la cantante, ma poi ci sono delle difficoltà e quindi nella prima fase del libro la musica rappresenta i sogni, rappresenta il futuro. In una seconda parte la musica comincia a diventare un po' più una stampella, una consolazione, più un aiuto per andare avanti nella vita. E ovviamente cercare dei fatti storici e cercare dei brani
che adempiessero a queste funzioni grosse che avevo cercato di attribuire a questi due elementi è costato. È costato perché io avevo chiara la storia di Nunzia, la parabola, quello che doveva fare, da dove partiva, come si muoveva e dove arrivava, ma poi dovevo andare a vedere nella storia quali erano le cose che servivano a far vedere quanto questa parabola di Nunzia era distante dalla parabola della storia. Per cui c'è stata una ricerca veramente, sì, una forma di masochismo puro, direi, in cui effettivamente in questi 10 anni che ho impiegato a scrivere questo romanzo ho dovuto scartabellare, leggere tanta roba per andare a individuare in maniera più o meno chirurgica, poi non so quanto ci sia riuscito, ciò che serviva a fare questi passaggi. Idem per la musica, per cui nella musica c'è Nilla Pizzi, ci sono gli U2, c'è Battisti, c'è Dalla e ci sono i Nirvana. Dirò di più, c'è molto Dalla perché il titolo del romanzo è ispirato alla canzone di Dalla, Felicità, quella dell'88. Qualcuno credeva fosse quella di Albano e Romina, ho voluto fugare ogni dubbio, no, è quella di Dalla, e il romanzo è legato un po' a Dalla, ci sono delle date, il compleanno di Nunzia è il 4 marzo casualmente, esempio. Hai detto che 2 complicazioni su 3. Prima di parlare dei protagonisti, la terza quale sarebbe? Allora, diciamo, se immaginiamo un podio di quelli delle Olimpiadi, no? Cioè la musica era il bronzo, poi l'argento l'hanno preso i fatti storici, l'oro a pieno titolo l'ha preso la complicazione madre, cioè quella che un uomo parli di una donna. Capite bene che questa è stata una scelta di campo non indifferente. Mi sono salvato in corner non usando la soggettiva, non facendola parlare in prima persona, perché sarebbe stato veramente entrare in un ginepraio. È stata una scelta difficile, però come dire, era necessaria per il tipo di argomento che affrontavo, quello del patriarcato, e per fortuna ho avuto una scialuppa di salvataggio, nel senso che proprio mentre cominciavo a scrivere questo libro, quindi siamo intorno al 2011, quegli anni lì, scopro in una libreria un saggio preziosissimo, lo consiglio a tutti. Questo saggio si chiama Tutto quello che gli uomini sanno sulle donne ed è un saggio illuminante. Sono 130 pagine bianche, vuote, completamente. Capite bene che per me è stata veramente come la cometa per i Re Magi, perché ogni volta che rischiavo di andifinire nell'errore, nello stereotipo, mi ricordavo quel libro mi ricordava, era una specie di, sai, Attenti al lupo, no? Mi teneva sempre, come dire, mi raddrizzavo ogni volta che cadevo in qualche banalità, in qualche stereotipo, in qualche fesseria che noi uomini possiamo dire sulle donne. E quindi questa grande complicazione l'ho affrontata così, come un marinaio con quella stella che... Un'altra complicazione secondo me che hai creato è quella dei personaggi, ovvero mentre a prima acchito taluni possono sembrare un po' stereotipati, possano rappresentare quasi istintivamente una dicotomia tra bene e male, con lo svolgersi del romanzo quello che salta all'occhio è che non esiste il buono e non esiste il cattivo. Lo stesso padre, padrone, patriarca, possiamo mettere tutto quello che vogliamo dietro, non è un personaggio comunque completamente negativo, o meglio, forse con tutto quello che gli accade riesce a strappare la simpatia al lettore. Ne succedono talmente tante che a un certo punto noi da bravi italiani iniziamo a parteggiare per lui in qualche modo, sebbene sia un personaggio connotato negativamente. Ma chiunque, la stessa Nunzia non è un personaggio completamente positivo, il fratello è un personaggio assolutamente ambiguo, la madre ha la colpa di non aver colpe, cioè di non fare la scelta. Poi mi dirai anche quanti santini mette sopra il comodino, perché ho perso il conto ad un certo punto ma questo è un altro discorso. Tu crei una serie di personaggi che stanno sempre sul limitare tra il bene e il male, tra la capacità di scelta e la volontà di non scegliere, tra l'impossibilità di scegliere e al contrario, assolutamente specularmente,
la scelta assoluta che poi in realtà viene spesso e volentieri ritrattata. Sto parlando del padre che spesso e volentieri fa delle scelte, però subisce le conseguenze e sembra in certi casi quasi quasi pentirsi di quello che ha fatto, se non altro per certi lacerti. Diciamo che sono partito dall'idea che siamo tutti un mix di bene e di male, per cui non riuscivo a immaginare dei personaggi che non fossero tali, tranne appunto, come dici tu, i due estremi, il bene e il male, che sono un po' più caratterizzati, Nunzia e il padre, però effettivamente ogni personaggio aveva una funzione. Soprattutto questo romanzo ha un po' una struttura concentrica, abbiamo al centro i 4 personaggi, di cui 2 che sono proprio l'architrave, il padre e la figlia, poi ci sono la madre e il fratello che stanno all'interno del nucleo principale, poi abbiamo un giro di parenti, di persone più vicine, ciascuna che cerca di interagire con questo nucleo abbastanza in maniera, con qualche complicazione anche per loro, e poi c'è tutto il borgo con tutta una serie di personaggi tipici dei borghi, quindi il carabiniere, la prostituta, l'arciprete, il negoziante, il barista, eccetera. Questi 4 personaggi avevano, un ruolo, stanno un po' più in alto rispetto agli altri, perché portano dietro un fardello di tipo simbolico. Il padre rappresenta un po' i cialtroni, cioè quelli che fanno il male, che lo fanno o da guitti oppure anche in buona fede, perché questo era uno dei temi che mi serviva raccontare, cioè l'idea di quelle cose che si fanno perché si è tristemente convinti in maniera sbagliata di qualcosa. L'esempio il padre padrone, che in fondo è convinto di essere un ottimo padre e a suo modo la felicità lui l'ha raggiunta, almeno all'inizio, perché lui ritiene di essere in buona fede nel comportarsi come si comporta. Dall'altra parte c'è Nunzia, invece la protagonista, che invece è quella che subisce il male, chiamiamolo così, per poi magari tra parentesi restituirlo in comoderate, però di base è la vittima che cerca di ribellarsi a questa cosa e ne paga le conseguenze durante la sua vita. E poi ci sono questi altri 2 personaggi che forse Leonardo Sciascia li chiamerebbe un po' qua, cioè abbiamo una madre che, pur non condividendo appieno quello che fa il marito, tutto sommato però si ritrova in un mondo in cui quelle cose possono capitare, lei non fa tanto per fermarle, ha un po' una forma di reticenza legata anche alla sua educazione molto discreta e molto riservata, per cui non è una persona che si spinge molto contro il padre, quindi soprattutto all'inizio lo lascia fare, che è complice per certi versi. È come un pezzo della nostra società, quella parte di società che vede succedere le cose cattive, ma tutto sommato le avalla, cioè tutto sommato non è che le condanni più di tanto, eccetera. E poi c'è il fratello, invece il fratello è proprio qua per eccellenza, cioè quello proprio che lui gode del privilegio di essere un figlio maschio, quindi il padre ha verso di lui un atteggiamento totalmente diverso, ma lui vede succedere le cose a sua sorella, ma non muove un dito perché non ne ha neanche la forza. Minimamente, proprio, cioè in tutto il romanzo c'è un solo momento in cui prova a spendere 3 parole per sua sorella, viene zittito nell'arco delle 3 parole successive praticamente. E quindi questi personaggi avevano un po' l'idea di essere simboli della nostra società per certi versi, mentre poi questi altri personaggi che sono intermedi, che sono più parenti oppure magari anche uno spasimante di Nunzia, questo non è spoiler, lo possiamo anche dire, il bellissimo Totino col baffo messicano, sono personaggi che si interfacciano anche con questa donna con cui nessuno si interfaccia, ci provano, qualcuno ci prova a parlare, qualcuno prova anche ad aiutarla, lo zio per esempio, però è come veramente chi tocca i pesci quelli velenosi, no? Avvicinarsi a lei significa rischiare grosso. Poi mi taccio e faccio il siciliano così. Su una cosa non sono sicuro che tu sia stato del tutto sincero su quello che ci hai detto finora, nel senso che Nunzia e il padre, tu hai detto il bene e il male, gli opposti, però tu in 2 passaggi metti in bocca a Nunzia frasi del padre, crei un parallelismo che diventa evidentissimo tra i 2 personaggi. Nunzia ha molto in sé del padre
e il padre, se vogliamo, a modo suo vuole bene a Nunzia, come Nunzia stessa vuole bene al padre, se vogliamo, a modo suo. Tralasciamo le comode rate di cui parlavi prima, ma compongono una diade dove non c'è questa rottura netta e soprattutto c'è questa sorta di assimilazione dell'uno nell'altro a tratti. Nunzia è tutta suo padre, anzi è tutta la madre del padre, perché poi nel mezzo c'è anche una nonna lì dentro e lei somiglia tanto alla nonna per certi versi come carattere, e questi padre e figlia sono un po' come, non un cane e gatto, ma sono due gatti che si scannano perché sono molto simili su alcune cose. Probabilmente forse se Nunzia avesse un figlio magari anche lei si comporterebbe in maniera molto complicata rispetto alla vita di un figlio. Si somigliano ma si vogliono tanto bene, e questo è uno dei meccanismi che poi creano la deriva di Nunzia, perché Nunzia a suo padre vuole bene. C'è un momento ben preciso del romanzo, 1969, in cui Nunzia sta su un cornicione e quello è il momento in cui c'è il cambio. Lì si vede proprio l'affetto tra i due e da lì poi le cose cominciano a andare via, no? A andarsene per i fatti loro. Quindi sì, si vogliono tanto bene, e forse questa è la sfortuna di Nunzia per certi versi, forse. Andiamo su qualcosa di più, diciamo, pungente. La religione. In tutto il romanzo la religione ha una sua funzione. È un elemento che tende a tarpare le ali ad alcuni personaggi. La stessa mamma dice più volte, parla della propria formazione religiosa e di come questa l'abbia condotta in una certa direzione, cerca una sorta di catarsi attraverso questi santini che continua a mettere sul comodino. Lo stesso marito di Nunzia ha un legame morboso per certi versi con la religione. Il padre si schiera contro apertamente la religione, ma a modo suo dimostra per certi versi di conoscerla o comunque di essere stato a contatto, volente o nolente, con la religione stessa. È un elemento che è estremamente ricorrente, quello religioso, e che per tutti assume una chiave ed una veste che è differente. Aneddoto. 20 anni fa... Guarda che sono i vecchi che iniziano con gli aneddoti. Vabbè, io mi comincio a fare anticamera per quella fase lì, diciamo. 20 anni fa io acquistai un libro di circa 1100 pagine a Roma, un libro che si intitolava La storia dei papi. Mia moglie mi disse: ma tu sei un pazzo, perché raccontava le vite di tutti i papi dall'anno zero. E io le spiegai perché sono convinto che la religione, a prescindere dalla religione, nel caso nostro e soprattutto quella cristiana, ha un livello di pervasione nella società. L'ho avuto nella storia, mi riallaccio a quello che dicevo prima, che ho raccontato la storia, no? Dentro la storia nostra c'è la religione in maniera pesante. Dentro tante famiglie c'è la religione, nel borgo c'è la religione, a volte anche solo come una serie di linee guida che tutti seguono almeno in apparenza per essere parte del branco, no? Per cui la religione non poteva esserci nella vita di una persona che vive all'interno di un'ambientazione in cui la religione c'è. Aneddoto numero 2. Nella zona in cui è ambientata questa storia, fino a circa 7-8 anni fa, c'era una stradina di montagna sull'Etna, io ci passavo regolarmente con la macchina e a un certo punto c'era una traversa, c'erano i segnali, i classici cartelli stradali, no? Con le indicazioni, che ne so, chiesa di X, oppure luogo turistico, no? E poi sotto c'era apparizioni, cioè c'era un luogo in cui non si sa come, una volta al mese la Madonna arrivava. Allora capite che questa cosa qua, se ci fanno un cartello stradale, e allora qualcosa bisogna parlarne, bisogna dirlo, perché c'è, sta dentro. E allora la religione ci sta, ma la religione, come dici tu, qui ha un ruolo che non si capisce neanche, perché a volte ostacola, a volte è speranza, a volte sono
proteggici tu, no? Cioè sti santini depositati a ogni cosa che succede in famiglia, sta signora il massimo che riesce a fare non è che agisce, la mamma di Nunzia non agisce, prende il santino e lo mette sul comodino, come dire pensaci tu, delegare questo. Esatto, perché poi va a raddoppio quando vede che quel santino ancora non è, mi mette la candela per raddoppiare. Ma questa cosa faceva anche parte per certi versi dell'ambientazione, perché ripeto, è vero che è una storia che, come ho potuto ampiamente verificare in quest'anno che giro l'Italia, ha trovato corrispondenze dalla Val di Susa a Torino alla Toscana, ero in Toscana qualche mese fa, in Emilia Romagna, a Modena, ma poi anche in Sicilia. Però avendo ambientato in Sicilia io la religione dovevo anche mettercela per un motivo squisitamente ambientale, fa parte di quello. Il Duomo di Riposto, cioè di questo borgo, è protagonista della vita anche di Nunzio per certi versi. Succedono cose e succedono anche cose abbastanza brutte, ma ci si passa dall'inizio, da quando Nunzia canta in chiesa, a praticamente alla fine del romanzo. C'è sempre, la religione è lì. Ero a Trieste una settimana fa, parlavamo di carsismo e credo che la religione in questo caso, in questa storia, è di quel tipo lì. Si vede poco da un punto di vista di concretezza, però aleggia nelle persone e nelle modalità che hai detto tu, cioè a volte anche ostacola, a volte crea dei problemi, però c'è, sta lì, è parte di loro. Altra cosa, altro tuo diritto autoriale, anche quella briciola di felicità che può aver provato Nunzia, tu non ce la vuoi mostrare. Mi spiego. Ti dilunghi su una pagina e rotti in una fellazio mal riuscita, che si traduce in un dissanguamento quasi. Racconti una prima notte di nozze dove non succede assolutamente nulla, questi non hanno la più pallida idea di come funzioni, non riescono a incastrarsi in nessun modo, e dopodiché invece dedichi una riga e dici quando Nunzia ha conosciuto il piacere e vai oltre. Cioè anche l'unico momento in cui questa donna riesce a trovare la felicità, riesce a provare un piacere, tu decidi comunque di non farcelo vedere. Io credo che in tutte queste pagine non ci sia un momento in cui Nunzia non tenti di fare qualcosa e non ci riesca. Credo che a un certo punto diventi una cifra stilistica del personaggio. Se l'è quasi creata lei. Dopo che ho fatto nascere Nunzia, è come se lei mi avesse chiesto fammi masochista o perlomeno fammi talmente sfortunata che io sarò sempre un passo indietro rispetto ai miei sogni. E i sogni saranno cantare, sarà magari avere un uomo come vuole lei rispetto a quello che le succede, i sogni saranno magari avere un padre diverso, ma i sogni saranno banalmente anche avere un minimo di considerazione delle persone. Eppure, come avrei potuto vedere, anche nella considerazione delle persone, nel borgo, anche lì non succede quello che vuole lei, anzi, in Sicilia si dice fatti a fame e bocucchiti, cioè ti fai la fama e poi quella sei. Qualunque cosa tu faccia non riuscirai più a cambiare quella nomea quel marchio che ti è stato impresso. E il piacere è stato travolto lì dentro, è in quel vortice esattamente. D'altra parte sarebbe stato anche anomalo che non riuscisse a fare, diciamo, alcune cose che sognava nella vita e poi tutto un tratto riuscisse. Non ce la vedevo. Quando ho creato il personaggio di questo uomo che a un certo punto lei ha la fortuna di conoscere, doveva esserci qualcosa di rotto inevitabilmente. Beh, devo dire che era abbastanza rotto. Un'ultima domanda prima di lasciare spazio alle domande dei presenti. Il colpo finale lo infliggi? No, lasciami finire, non sto raccontando la fine del libro, ma potrei. Comunque, il colpo finale ha tutta questa evoluzione storica e quant'altro, la infligge attraverso un personaggio, tra virgolette, secondario, l'amico del padre, che quasi alla fine del libro, cioè siamo arrivati ben dentro gli anni 2000,
riconosce il modus operandi del padre come corretto fondamentalmente. Dice era un bravo uomo. Non riesce nemmeno sul lungo periodo a leggere il comportamento del padre in un'ottica distaccata da quelle che erano le proprie origini, la propria cultura di partenza, il proprio modus vivendi dell'epoca, patriarcato piuttosto che altro. E tu riesci a infliggere quest'ultimo colpo mettendolo in bocca ad un personaggio tutto sommato secondario. Questo poi era la ciliegina sulla torta relativa a quella sensazione che io ebbi su quel treno quando ho incontrato quella ragazza. Io sono sceso da quel treno con una sensazione di vecchio, di antiquato, che è poi una cosa che ho cercato di imprimere nel romanzo. Qualcuno che mi ha intervistato tempo fa diceva: io questo romanzo l'ho visto un po' in bianco e nero, ed era quello che io volevo che costantemente ci fosse quell'odore un po' di muffa che si sente nelle case, quelle chiuse da tanto tempo, no? E questo personaggio qui mette il sigillo su sta cosa, cioè siamo nel 2012 ma c'è ancora gente che la pensa così, timbrato. E io purtroppo devo dirvi che adesso giro l'Italia, come vi dicevo prima, adesso siamo da più di un anno e 3 mesi, e vedo conferme di questo a tutte le nostre latitudini. Oltre Alpi non ci sono stato, però da Siracusa fino veramente a Trieste, dove ero una settimana fa, mi sono sentito raccontare dal pubblico storie in cui veramente tu dici: ma che anno era? No, era l'88, era il 97, cioè veramente. E poi, questa poi è esperienza mia personale, quando io giro e mi capita di andare in un bar oppure di uscire con qualche persona, a volte le sento certi echi di ero un bravo uomo. E non in Sicilia magari sì, ok, ci può stare nello stereotipo la ragazza con la pistola di Monica Vitti, quelle cose lì, ma le sento anche a Torino dove vivo, le sento in Veneto dove ogni tanto passo per motivi familiari, e allora dico sta roba qui effettivamente c'è ancora da parlarne, insomma. Qualcuno ha qualche curiosità? Domande? Sì? Visto che l'evento scatenante è stato il viaggio in treno, che rapporto c'era fra i bambini che ti hanno comunicato che la ragazza non parlava mai con nessuno e la ragazza? Mi è rimasto dall'inizio questo... Sì, allora la mia sensazione è stata, uno, che quello lì forse è una delle primissime esperienze di quella ragazza che usciva dalla Sicilia, primo, e forse anche dal suo paese. I ragazzini le volevano bene, a modo loro, si vedeva che c'era un legame con lei, ma la mia sensazione è stata che fosse un legame nuovo, non qualcosa di radicato, che probabilmente lei faceva quell'attività magari da 6 mesi, da 1 anno, cioè che forse per lei fosse quella un'esperienza proprio per uscire, per cui si volevano bene, però tutto sommato lei per certi versi era quasi lo zimbello di quei ragazzini, cioè poi i bambini a una certa età... Una cosa che fanno i bambini, appunto, che se ti conoscono e hanno quella confidenza per... diventano anche spietati, no? Questi qui erano bambini di 8-9 anni più o meno, e capivi che erano in confidenza, però l'impressione che ho avuto io è che non era che persone che si conoscessero da tanto, era una cosa appena nata, ma già, come dire, in Sicilia si dice te conosci, ti ho già inquadrato, e quindi poi da lì a lei puoi diventare la vittima veramente sacrificale in questo senso. Bambini di 8-9 anni sono l'emblema del male, non hanno freni inibitori. Altre domande? Curiosità? Qualcuno che vuole approfittare dell'eloquio di Gianni? Sono io che approfitto anche dell'eloquio loro, anche di storie. Io avevo qualche domanda, sono state bruciate nel corso della presentazione. Ma tornerei su un aspetto, quello della musica che abbiamo toccato prima, perché anche io mi ponevo la domanda: ma Gianni, ogni volta che cita questa canzone, perché Nunzia durante le sue vicissitudini canticchia, e per cui c'è sempre la citazione di qualche canzone,
sei un attento ascoltatore e ti rimane subito in testa questa canzone e dopo a distanza magari di 20 anni la tiri fuori quando ti serve, o ti sei proprio veramente fatto una ricerca, mi serve una canzone che più o meno dica questa frase, la metto dentro, così per capire. E hai detto che sei un appassionato di musica, quindi sicuramente ne ascolterai anche tanta. Sì, diciamo che sicuramente la parte iniziale con Nilla Pizzi non era nelle mie corde, non mi appartiene come anagraficamente, però ci stava perché mi serviva per i colori, mi serviva per quell'atmosfera, perché poi era un anno particolare. Nilla Pizzi vince il Sanremo, ma sono 5 concorrenti e lei arriva prima, seconda e terza, cioè anche lì era interessante proprio il fatto che Sanremo fosse all'inizio, stava sbocciando, Città dei Fiori, vabbè, abbiamo fatto... c'è stata una ricerca, direi, per un buon 70% della musica che c'è lì. Una parte sì, c'era anche il mio bagaglio musicale, i miei ricordi degli anni 80, 90, 2000 eccetera, però erano tanti i ricordi, quindi poi tra quelli bisognava andare a restringere per trovare quello che mi corrispondeva e mi consentiva, anche perché appunto la musica aveva un ruolo non solo a livello storico, ma anche a volte da fare per fare, diciamo, la colonna sonora di quello che stava per accadere. C'è una citazione di una canzone che è semplicemente la colonna sonora di un film di Bud Spencer. Quella era funzionale al fatto di far capire che stava per succedere qualcosa del genere lì. Però è stato un lavoro lunghissimo, devo dire che molto più di quello che mi aspettassi, perché dicevo, ah sì, io di musica ne conosco tanta, poi però quando poi a un certo punto ti metti davanti all'idea che qualcuno leggerà questa cosa, quindi devi rispettare il tempo che ti viene dedicato, e poi lì cominci a seminarti dei sani dubbi e cominci a stringere finché non trovi veramente la cosa che ti sembra corretta, insomma. Quindi sì, è una faticaccia, chi lo volesse fare è una faticaccia. Faccio una parentesi: se uno vuole può leggere il libro ascoltandola quella musica, perché su YouTube, per chi è pratico un minimo e ha il cellulare a portata di mano, esiste tutta la playlist nell'esatta sequenza in cui vengono citati i brani, per cui prima di ogni capitolo uno può anche attaccare YouTube e poi comincia a leggere. In alcuni casi si ha l'effetto film, diciamo, perché è la colonna sonora di quello che sta accadendo. Per trovarlo è facile, basta mettere romanzo felicità dentro YouTube, c'è solo questo, quindi esce. Ecco, sì, mi ricordavo che c'era, mi ero dimenticata di dirlo, quindi grazie per la segnalazione, andremo sicuramente ad ascoltare anche la playlist. Come vedete qui abbiamo diverse copie del libro esposte grazie alla collaborazione con la libreria San Michele di Mestre, quindi chi fosse eventualmente interessato all'acquisto si può rivolgere a noi, perché approfittiamo del fatto che Gianni sia qui anche per delle dediche e per il rituale del firmacopie, no? Parlavamo prima di questi rituali un po' attuali che caratterizzano ogni presentazione. Hai girato diverse regioni d'Italia, hai detto, no? Portando felicità. Hai trovato delle accoglienze diverse tra regione e regione? È stato ben accolto il libro? Hai notato qualche incongruenza, qualche differenza? Devo dire che sono rimasto piacevolmente stupito, nel senso che io non amo stare in casa, cioè fare le presentazioni solo a Torino o in Sicilia, dove, diciamo, ci sono magari gli amici, i parenti. Quello non era il mio interesse, mi fa piacere, però non era quello lo scopo del libro, cioè è un libro che deve andare ovunque. Andare effettivamente in luoghi lontani dalla mia area di comfort è stato interessantissimo, perché ho trovato veramente piazze, piccole piazzette piene di persone che poi, come vi dicevo, non solo hanno ascoltato prima la presentazione e poi bontà loro hanno acquistato il libro, ma mi hanno anche raccontato le loro storie. Qualcuno mi ha fermato proprio, cioè siamo stati anche un'ora dopo la presentazione, perché mi hanno raccontato la propria storia, o di una zia o di una sorella o di qualcuno, e questo a tutte le latitudini. Quindi devo dire, fino adesso solo buone sorprese. Bene, allora speriamo che anche qui a Mestre, Venezia e dintorni tu ti sia trovato bene e che abbia il sentore di una buona accoglienza.
io non posso che consigliarvi di leggere questo libro perché è veramente un bel libro, scritto bene. Poi non abbiamo parlato molto dell'ironia che caratterizza la scrittura di Gianni, ne avevamo parlato ancora col primo romanzo punto zero, no? All'epoca, perché è proprio una sua caratteristica sempre presente, molto tagliente ma efficace, assolutamente, alleggerisce un po', ma anche, come dire, cioè lascia il segno in qualche modo e ce l'hai innata tu, cioè proprio è proprio tua Sopravvivenza, pura sopravvivenza. pura sopravvivenza, sì, sì, infatti. Bene, allora con Gianni Contarino, il suo secondo romanzo Felicità, si chiude la prima parte di questa edizione estiva che riprenderà, grazie, riprenderà il 4 settembre con altri 4 incontri con autore, 4 mercoledì consecutivi, sempre qui a Grand Central. Partiamo con Anita Menegozzo, seguirà Pierluigi Riziato, seguirà Maria Cristina Benetti, che casualmente è seduta fra noi stasera, e chiuderà Jacopo Molinari, celebrando un po' la città più bella del mondo, che è la nostra Venezia. Quindi vi aspetto. Ok, le vacanze, ma dopo ricordatevi, ritorniamo qui e continuiamo a presentare i libri. Grazie a tutti di essere stati con noi, grazie di averci accompagnato anche per queste settimane. Molti di voi rivedo e ritrovo ad ogni presentazione, quindi non posso che essere felice di questa cosa. Grazie Chicco per il tuo lavoro da dietro le quinte, sempre presente ed instancabile, che poi alle 3 di stanotte mi manderà il video formattato. Sono abituata al messaggio notturno perché quest'uomo lavora H24 per produrre video di tutto quello che succede a Mestre e dintorni. Quindi grazie davvero a Mestre Mia per la collaborazione. Saluto ovviamente tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta da casa. Saluto Filippo, grazie per la tua disponibilità, la tua collaborazione, sempre la tua professionalità. Gianni, grazie veramente, sia per la simpatia che per l'onore che ci hai fatto di essere qui questa sera. E saluto tutti voi presenti, ci vediamo il 4 settembre sempre qui. Grazie mille, grazie Giovanni e grazie. Ho ringraziato all'inizio, ringrazio di nuovo Grand Central per l'ospitalità ed il sostegno a questo festival. Ciao a tutti, alla prossima.